Eugenio Petruzzella, lo conoscete tutti, coordinatore del movimento indipendentista siciliano al Comune di Favara. Gabriele Ciullo, nuovo iscritto del MIS, movimento indipendentista, esperto in marketing e strategia di impresa, quindi si sta avvicinando al nostro movimento da poco, insomma. Quindi, a seguire Sandro Trovato, vice segretario nazionale del MIS, seguirà poi il segretario nazionale Nello da Pisarda e in conclusione il presidente nazionale Salvatore Cosumeci. Poi è chiaro, qualcuno, dato che siamo così pochi ma buoni, vuole fare delle domande, può sempre intervenire. Il MIS, io rappresento il coordinamento provinciale, si sta incamminando, ora in questa fase è una fase di crescita, grazie anche a Michele che sta spingendo tutto il movimento. Credo che numericamente entriamo in competizione già con i movimenti consolidati, non solo l'UDC Quartiere, comunque ci stiamo camminando a consolidare questo movimento soprattutto a Favara. Io ho la contabilità di tutti i comuni della provincia di Agrigento, 43, ma Favara attualmente è la punta di questo movimento. L'obiettivo di oggi è parlare dello statuto. Non è facile parlare di indipendenza, non è facile anche parlare di statuto, dato che viene offuscato, oscurato, da chi attualmente sta gestendo ovviamente la politica regionale e nazionale. Iniziamo su questa scaletta con l'ingegnere Petruzzella, primo a esporre le sue posizioni, sempre orientate allo statuto e a questa grande incognita che non è stata chiarita, non viene chiarita. Te la parola Giuseppe. Cari amici, grazie a tutti di essere intervenuti qua. A me tocca il compito bello di iniziare questa discussione sullo Statuto d'autonomia e la voglio iniziare. Ci sono sicuramente degli interventi più qualificati del mio. Io, trovandomi in un ruolo che è quello di coordinatore comunale, mi tocca il felice compito appunto di introdurlo. Ma parliamo subito di statuto. Che cos'è lo statuto? Che cos'è nella vita di ogni giorno per noi lo statuto? Lo statuto è uno strumento, né più e né meno. È uno strumento in quanto tale può essere utilizzato in molti modi, in molte maniere. Se prendiamo il volantino, dice l'attualità dello statuto d'autonomia. Ma attualità di che cosa? Rispetto a che cosa? Ecco, ognuno di noi ha diversi problemi, ma specialmente in questo periodo il problema che ci attanaglia maggiormente è il problema economico. Ognuno di noi deve affrontare, salvo qualche grave eccezione purtroppo, i problemi collegati ai bisogni economici di tutti i giorni. E spesse volte anche nel linguaggio comune uno si trova a dire sì, ma la Sicilia è una regione povera, ma la Sicilia è una regione che non ha risorse. Invece purtroppo non è così, anzi per fortuna non è così, ma la Sicilia è una regione ricca che però non può utilizzare le proprie risorse. Perché non può utilizzare le proprie risorse? Non può utilizzare le proprie risorse perché lo statuto non viene attuato. Come ho già detto prima, lo statuto è uno strumento, ma è uno strumento che nasce, la parte storica sicuramente penso che l'affronterà meglio di me il presidente o il vice segretario o il segretario, però nasce per un bisogno, nasce da un accordo fondamentalmente. Si doveva spaccare l'Italia, si trova un compromesso, dice utilizziamo lo statuto. E per il primo periodo lo statuto, diciamo così, anche se sono mancate sempre la benzina affinché questa macchina potesse funzionare, funzionava le prime 5 legislature. Io personalmente questo impeto autonomista, per così dire, io lo faccio finire con Silvio Milazzo, quinta legislatura, in cui c'era anche da parte dei partiti
unitaristi, per così dire, una sincera, una vera spinta autonomista. Alessi si dimise perché praticamente non hanno rispettato alcune decisioni dell'Alta Corte. L'Alta Corte nasce come strumento di garanzia affinché lo Statuto potesse essere utilizzato. Addirittura ci fu Enrico La Loggia, il quale ha battuto i pugni. Enrico La Loggia ha battuto i pugni affinché si separasse la questione meridionale dalla questione siciliana. Questo perché la questione siciliana è una questione diversa rispetto alla questione meridionale. Noi dobbiamo considerare che la Sicilia, a fronte dei circa 6 miliardi di euro che riceve da parte di quello che viene chiamato lo Stato centrale, ne versa qualcosa che oscillano dai 30 ai 40 miliardi di euro l'anno. 30-40, io sono più convinto che siano 40 almeno. E vi dico pure da dove che derivano: dai proventi dalle mancate accise dei petroli, articolo 37 dello Statuto d'autonomia, cioè tutte le imprese che hanno la sede legale al di fuori del territorio della regione Sicilia devono pagare le tasse in Sicilia. Telecom, Enel, TIM, il vecchio Banco di Sicilia che è diventato Unicredit. Il vecchio Banco di Sicilia, quando aveva la sede a Palermo, pagava 300 milioni di euro l'anno. Si sommano assicurazioni, Eni, eccetera. Non elenchiamo tutto quello, ma nella vita di ogni giorno com'è che potremmo impiegare queste risorse se ce ne dessero? Se ci dessero la piena attuazione dello Statuto. Leggevo una pubblicazione che faceva Pasquale Amel da Nazione a Regione su una considerazione che non mi ricordo in questo minuto che l'ha fatta, ma poco importa, di una proposta che fu fatta sempre all'interno di queste prime 5 legislature, che riguardava una cosa che, se Monti la leggesse, capirebbe come rilanciare l'economia. In sostanza, che cos'è che ha fatto? Sfruttando la specialità della nostra regione, quindi il fatto che su molte materie noi possiamo legiferare, una serie di parlamentari siciliani, quindi di onorevoli siciliani, proposero di fare delle partecipazioni anonime di società industriali di nuova costituzione, al fine di defiscalizzare, quindi di far pagare meno tasse alle imprese industriali che investivano in Sicilia, perché fin da allora si è sempre capito che la Sicilia si doveva basare su 3 pilastri: agricoltura, turismo ed industria. L'agricoltura abbiamo visto noi tutti com'è che è stata ridotta. Noi dobbiamo considerare che quando facevamo parte del Regno delle Due Sicilie eravamo la terza nazione in Europa. Non dobbiamo andare lontani. A Favara esistevano masserie che verso la metà del 1800 avevano ferrovie a scartamento ridotto. Quindi noi potevamo aggredire il mercato, potevamo raggiungere delle nicchie di mercato in maniera più agevole rispetto ad altri. Quindi voi vi rendete conto che se noi proseguivamo nella strada che è stata la nostra strada, perché la Sicilia è stata sempre, tranne che negli ultimi 150 anni, nell'intoppo che è seguito all'unità nazionale, è stata sempre una nazione d'eccellenza. Perché se in una realtà come Favara, che oltre che aveva lo zoffo che ora non è più percorribile, aveva un'agricoltura d'eccellenza, tant'è che vi erano ferrovie a scartamento ridotto, quindi comunicazioni che arrivavano ai porti di Porto Empedocle, che potevano arrivare ai porti di Cata, la marineria, quindi le navi, tutte le flotte commerciali siciliane erano delle flotte d'eccellenza, erano le prime flotte. Ora mi avvio brevemente alla conclusione per lasciare spazio agli altri. Noi abbiamo uno strumento, questo strumento non è applicato a causa di una classe politica che fino ad oggi
con lo schiavismo che ci ha portato ad avere, perché è più facile comprarsi una persona che ha fame per 50 euro, per 100 euro, e che di Favara lo sa che cosa è accaduto e che cosa accade in tutte le varie tornate elettorali. Più che altro, più che dare la possibilità a chi vuole realmente di spendersi per il territorio e di lottare per il territorio, di poter riuscire a far riemergere la nostra terra. Grazie. Allora, adesso adottare per la ciurla, da 10 a 13 minuti, così passa il tempo stimato. Per quanto riguarda la parola al Presidente, gli lasciamo uno spazio poi ovviamente opportuno, va bene? Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza e ringrazio i miei cari amici quali Carmelo Peschiera e Michele Sciara che mi hanno dato la possibilità di intervenire quest'oggi e di esprimere la mia opinione sulla questione dello Statuto, tanto osannato ma mai applicato. Inizio col dire che lo Statuto nasce circa 64 anni fa, nel 1943, e non è stato mai applicato appunto l'articolo 43, cosa che la Sicilia poteva trarre beneficio, non è mai stata applicata. Inizio col dire che la maggioranza dei siciliani non sanno veramente cos'è lo Statuto. Uno, perché non hanno mai sentito parlare. Due, non l'hanno studiato a scuola. Perfetto, non l'hanno studiato a scuola. Primo io stesso, fino a poco tempo fa, non sapevo il vero significato dello Statuto. Dicevo che appunto per questo le TV, i giornali non ne parlano, non esiste un manuale, fino a poco tempo fa non esisteva un manuale esplicativo che desse le spiegazioni appunto in merito. Voglio citare alcuni punti che consentirebbero ai siciliani di trarre beneficio a fine appunto per un miglioramento della vita civile dei nostri concittadini. Innanzitutto la questione sulle pensioni, cosa che penso che la popolazione italiana, il 100% della popolazione italiana si sta svenando su questa situazione. In secondo luogo le tasse sui carburanti. È impossibile che una regione come la Sicilia, piena di raffinerie, debba pagare il gasolio, cosa che in Valle d'Aosta il gasolio è a 1 euro al litro e in Sicilia ce l'abbiamo quasi a 2 euro al litro. Quindi parlano francese però. Lo so, ma è sempre una regione italiana. Bisogno nazionale. È sempre una regione italiana. E penso che anche in questo tema il 100% della popolazione si sta svenando. In terzo luogo voglio citare il problema, riferendomi ai miei coetanei, che io sono un giovane 26enne, che affacciati, una volta finiti gli studi, si affacciano nel mondo del lavoro e nel cosiddetto tunnel della disoccupazione. Questo si parla appunto del circa il 60% dei giovani siciliani che si stanno affacciando nel mondo del lavoro, ma nel cosiddetto mondo, come si suol dire, pseudo lavorativo, perché non è un lavoro vero e proprio, è un lavoro precario, nel precariato. Voglio terminare il mio intervento, che praticamente in conclusione voglio dire che noi tutti, mi rifaccio ad una famosa frase detta da Kennedy, che noi tutti, ha detto non aspettiamo che l'America faccia qualcosa per noi, ma iniziamo a fare noi qualcosa per l'America. Questa è una frase che non ha ideali politici, non fa parte di ideali politici di destra, di sinistra, ma io penso che raggruppa tutta la popolazione nostra, quindi la Sicilia. E per noi la nostra America deve essere appunto la nostra Sicilia. Quindi iniziamo a fare qualcosa ognuno di noi, in modo tale che ci sia una mossa, nel nostro sentimento, per far sì che si possa migliorare la condizione appunto dei nostri concittadini, a partire appunto dal ragazzino al ragazzo più grande. Adesso una votazione, ovviamente parlerà prima il segretario nazionale dell'Ora di Salda, parlerà ovviamente da seduto, c'è stata questa richiesta, quindi gli porto il microfono.
abbiamo parlato, diciamo, di statuto in linea di massima, ci sono persone che lo conoscono e altre che non ne hanno mai sentito parlare. Io vorrei dare quelli che sono i carattere professionali di ciò che stiamo parlando per stimolare anche dopo ulteriormente la discussione. Allora, lo statuto speciale di autonomia, a differenza di quello delle altre regioni, è nato dal patto tra il popolo siciliano in armi con lo Stato italiano, con funzione riparatrice per i danni derivati alla Sicilia dall'annessione del 1861. Non si trattò quindi di una concessione o comunque di un atto unilaterale, ma del risultato di una lunga trattativa mirata a dare una via di uscita pacifica e onorevole ad una situazione conflittuale determinatasi nel 1943. Si arrivò dunque alla stesura finale del testo definitivo dello Statuto attraverso un lungo travaglio che impegnò le sedi istituzionali e i partiti rappresentanti del CLN. Il CLN, dovete sapere che era il Comitato Nazionale di Liberazione, nato subito dopo il dopoguerra. Si arrivò dunque anche durante il periodo bellico. Si arrivò dunque alla stesura finale del testo definitivo dello Statuto attraverso un lungo travaglio che appunto impegnò le sedi istituzionali. Una di queste fu la Consulta, istituita con il decreto legge luogo tendenziale del 28 dicembre del 1944. Aveva sede presso l'Alto Commissario per la Sicilia ed era presieduta dall'Alto Commissario. Fu la prima a cimentarsi nell'elaborazione di un nuovo ordinamento regionale per la Sicilia. Però il problema fu affrontato in maniera più organica dalla commissione incaricata di perpetrare lo Statuto e di preparare lo Statuto. A differenza della Consulta, la commissione era costituita esclusivamente dai rappresentanti dei partiti e soprattutto del CLN, con l'aggiunta di alcuni tecnici di sicuro affidamento. L'Alto Commissario Artisio, previa consultazione con i segretari dei rispettivi partiti politici, chiamò a far parte della commissione Giuseppe Alessi per la Democrazia Cristiana, Giovanni Guarinamello per il Partito Democratico del Lavoro, Mario Mineo per il Partito Socialista, Alfredo Virabile per il Partito d'Azione, Giuseppe Montalbano per il Partito Comunista, Carlo Orlando per il Partito Liberale e altri professori universitari. Il principio della rappresentanza partitica fu tanto vincolante che, per garantire in ogni seduta la partecipazione di tutti i rappresentanti dei 6 partiti del CLN, in aggiunta ai membri furono nominati i supplementi, di quali segnaliamo il nome così: Franco Grasso per il Partito Comunista, Giulio Rondelli per il Partito Democratico del Lavoro e Enrico Lavoggia per il Partito Liberale. Nei fatti, coordinatore dei lavori fu il professor Giovanni Salemi, e particolarmente attivi in tutto questo lavoro furono Enrico Lavoggia e Guarinamello. Quest'ultimo pare che abbia profuso un grande impegno per mediare le divergenze. Nonostante la Commissione abbia lavorato in modo autonomo, non ci sono dubbi che gli accordi segreti fra il Ministro Romile e i dirigenti del MIS sono stati in maniera informale e riservata portati a conoscenza dei componenti e tenuti in considerazione durante la stesura dello stesso Statuto. Tra l'altro il Ministro Romita godeva della piena fiducia di questa operazione dei partiti del CLN e del governo. Allora, riteniamo opportuno evidenziare le peculiarità che indussero il MIS a considerare lo Statuto stesso come la Carta Costituzionale del popolo siciliano e come mezzo, prezioso strumento di attuazione del governo e della democrazia in questa terra. A titolo Castro Giovanni arrivò ad affermare addirittura che lo Statuto speciale faceva della regione siciliana un quasi Stato. Intanto il Parlamento regionale aveva definito l'Assemblea regionale siciliana con l'articolo 2 e non Consiglio regionale, così come sarebbero stati denominati gli analoghi organi legislativi delle altre regioni italiane, sia Statuto speciale e sia Statuto ordinario. I componenti dell'Assemblea sono denominati deputati e non consiglieri come nelle altre regioni.
difficile, quasi impossibile lo scioglimento dell'Assemblea, che può avvenire soltanto per persistente violazione dello Statuto. L'eventuale decreto di scioglimento deve essere preceduto da specifica deliberazione della Camera dei Deputati e dal Senato. Poi la Regione siciliana, come sapete, ha competenze esclusive sia esclusive sia concorrenziali e sia nulle. La Regione ha competenze esclusive nelle seguenti materie: agricoltura e foreste, bonifica, usi civici, industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati, incremento della produzione agricola e industriale, valorizzazione, distribuzione e difesa dei prodotti agricoli ed industriali delle attività commerciali. Poi ancora urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere politiche di interesse prevalentemente nazionale, miniere, cavi, torbi e sereni, acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale. Poi vi è anche la pesca, la caccia, la pubblica beneficenza ed opere vie, il turismo, la vigilanza alberghiera, eccetera, eccetera. Seguono anche il regime degli enti locali, delle circoscrizioni relative, l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali. Inoltre lo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione è regolarizzato sempre dal nostro Statuto, dalla competenza esclusiva, e deve essere in ogni caso non inferiore a quello dello Stato. È di competenza pure l'istruzione elementare, i musei, le biblioteche, le accademie. Vi è anche l'espropriazione per pubblico utilità, mentre entro i limiti dei principi di interesse generale cui informa la legislazione dello Stato, la Regione ha competenza complementare delle seguenti materie, quindi competenza concorrenziale, comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria, istruzione per quanto concerne le scuole medie e quelle universitarie, disciplina del reddito, delle assicurazioni e del risparmio, legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale. La nona, l'assunzione dei pubblici servizi e tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale. Va precisato che la Regione ha competenza esclusiva sia legislativa sia amministrativa anche in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. Ciò in forza dell'articolo 15 che al primo comma sopprime le circoscrizioni provinciali esistenti e gli ordini e gli enti pubblici che intervengono. Particolarmente rilevanti sono le funzioni e i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale. Il Presidente è il capo del governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta in Sicilia anche il governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente i propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali. Con il rango di ministro egli partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri e dispone di voto deliberativo nelle materie che interessano la Sicilia. In base all'articolo 22 la Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante nominato dal governo regionale alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato, all'istituzione della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi, aerei, che possono comunque interessare la Sicilia. Molto innovativi sono rivoluzionari rispetto al precedente ordinamento statale sono le disposizioni dell'articolo 23, il quale vede gli ordini giurisdizionali centrali che devono avere rispettive sezioni in Sicilia, quindi per gli affari e in tutto ciò che concerne la Regione. Ciò vale ad esempio anche per la Corte di Cassazione. Le sezioni del Consiglio di Stato e la Corte dei Conti devono svolgere in Sicilia anche le funzioni rispettivamente consultive di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei Conti quindi devono essere nominati da accordo dai governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi avanzati in linee straordinarie verso atti amministrativi regionali vengono decisi dal Presidente della Regione, sentite le decisioni del Consiglio di Stato. Il Presidente della Regione viene ad assumere così limitatamente alla Sicilia una prestigiosa competenza in passato attribuita soltanto ai capi di Stato. È istituita inoltre con sede a Roma l'Alta Corte per la Regione siciliana con i membri
con 6 membri e 2 supplementi, oltre al Presidente e al Procuratore Generale, nominati in pari numero dalle assemblee legislative dello Stato e della Regione, scelte fra persone di particolare competenza giuridica. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea regionale, le leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto alle competenze statutarie e ai fini dell'efficacia dei medesimi e l'Alta Corte ha pure una speciale competenza in materia personale perché giudica sui reati compiuti dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni a seguito di accuse formulate dall'Assemblea regionale. Un commissario nominato dal governo dello Stato promuove i giudizi di competenza dell'Alta Corte anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione e il commissario dello Stato non possono impugnare per l'incostituzionalità davanti all'Alta Corte le leggi e i regolamenti dello Stato entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. È opportuno ricordare che l'Alta Corte comunque, che aveva tutte queste prerogative, venne costituito il 31 maggio del 1948 dopo 2 anni dalla promulgazione dello Statuto e durante la sua attività che durò dal 1948 al 1956 sono state emesse ben 91 sentenze. L'Alta Corte ha assolto dunque egregiamente i compiti previsti dallo Statuto, fino a quando è stato reso impossibile il suo ulteriore funzionamento per la mancata integrazione dei suoi componenti. A tal fine, il 4 aprile del 1957 avrebbe dovuto tenersi una riunione delle Camere del Senato in seduta comune per l'elezione di un membro effettivo e di un supplente. Sono in che con un messaggio in data 3 aprile dall'allora Presidente della Repubblica, onorevole Giovanni Gronchi, consigliò un rinvio sine die della seduta. Successivamente la Corte Costituzionale, con propria sentenza numero 38 del 9 marzo 1957, giudicò le competenze dell'Alta Corte travolte, quindi sostituendosi ad essa in modo arbitrario. Considerato che l'Alta Corte di fatto non è stata mai abrogata, noi riteniamo che sia positiva la proposta del progetto delle modifiche allo Statuto approvato dall'AS nella 281esima seduta del 30 marzo del 2005. Ricordiamo che qualsiasi modifica dello Statuto per poter essere applicata deve ottenere il voto favorevole a maggioranza qualificata del Parlamento italiano con una doppia lettura e votazione di entrambe le Camere, riunite quindi in seduta comune. L'articolo 31 conferisce al Presidente della Regione la competenza di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della Polizia di Stato, la quale la Regione dipende disciplinarmente per l'impiego e la utilizzazione dal governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere allo Stato l'impiego delle forze armate, può altresì proporre una richiesta motivata al governo centrale e quindi la rimozione del trasferimento fuori dall'isola dei vari funzionari di polizia. Il governo della regione può utilizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi. Lo statuto speciale prevede anche competenze in materia di patrimonio, di finanze, di fisco e dogane. Inoltre prevede una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni dell'isola le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, della rimessa dei migranti, del turismo e dal ricavo dai noli delle navi iscritte nei compartimenti marittimi siciliani. Ed infine il governo regionale ha facoltà di emettere, soprattutto questo è un fatto che evidenziava poc'anzi anche l'ingegnere Petruzzello, prestiti interni. C'è di tutto in questo statuto, come vedete è a tutti gli effetti è una forma di carta costituzionale dei siciliani che poi venne inserita dentro la carta costituzionale del popolo italiano. Quindi dei diritti che assolutamente noi dovremmo pretendere che vengano rispettati, ma che tale non è stato. A questo punto si dovrebbe dire che la regione in un certo senso attivo questo Giovanni quando utilizzava una regione la nostra quasi come uno Stato. Nella realtà però, deposte le armi per una serie di motivi, la tensione sicilianista e lo statuto siciliano sono stati disapplicati, o meglio non è stato mai applicato integralmente.
per cui sarebbe stato mutilato anche perché di più, vi sono state 3 riforme, ci sono state 3 modifiche, una il 23 febbraio del 72, l'altra il 12 aprile dell'89 e l'altra il 31 gennaio del 2001, quindi è stato reso zoppicante, però c'era anche un'altra del 2005, quella del 2005 a seguito della riforma dell'articolo 5 della Costituzione. il 2005 sì. Quella è più importante, ma comunque seguirono le norme sempre 2005 l'ultima. E comunque anche se così mutilato, se venisse applicato, cambierebbe veramente le sorti della nostra terra, soprattutto in un momento di così grave crisi non soltanto economica, anche di valori ed esistenziali. Dobbiamo ricordare che in questi giorni ci sono state diverse persone che hanno deciso di prendere la via più breve, che è stata quella del suicidio, che a noi non è grata, e sappiamo tutti quanti delle difficoltà che hanno le aziende che stanno chiudendo, e tutti coloro che avevano uno stipendio adesso si vedono tornare a casa senza più nemmeno un centesimo in tasca e dire alle proprie mogli e ai propri figli di non poter dare loro da mangiare. La situazione è veramente grave. Se noi siamo riuniti qua oggi lo facciamo soprattutto perché noi del MIS vogliamo che come primo passo, come primo atto verso quella che potrebbe essere l'indipendenza della Sicilia venga applicato lo statuto, ma se ciò non dovesse accadere, punto e a capo, e riprendiamo la lotta per l'indipendenza. Passo la parola al Presidente.